sono tutti soggetti che rispecchiano il nostro ambiente, sia nei colori, sia nelle forme prospettiche e sia in quegli spazi e in quei silenzi che sono tipici della nostra pianura padana, a cui ho aggiunto il tema su Venezia, perché ritengo Venezia come soggetto d'arte particolare. Alla sua vista Venezia è un'emozione particolare, perché la rappresento come leggerezza, ebbrezza e fragilità della nostra esistenza. Tutto questo per questo curo e continuo a curare il tema di Venezia. Vi porti fortuna l'accompagnamento di questo giardino di quadri e di ciascuno di essi. Bravo! Pittura come documenti del nostro ambiente, con i suoi colori, i suoi spazi e i suoi silenzi. Io ritengo che ogni forma d'arte è un momento di vita, è un'emozione personale. Alla fine mi ripeto ancora dicendo che dipingere è fragile volontà di sogno e di poesia. E come ogni forma d'arte si cerca sempre di arrivare a quell'emozione da trasmettere poi a chi guarda.